Eder. Mech. Pallister. In un clima di estrema delicatezza e complessità emotiva, Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovic, ha espresso il suo attuale stato d'animo in relazione alla vicenda riguardante la scomparsa e la morte della moglie. Intervistato durante la trasmissione Quarto Grado, Visintin ha dichiarato che ritiene opportuno evitare ulteriori apparizioni pubbliche in programmi televisivi, come lo stesso Quarto Grado. Ha riflettuto sul suo ruolo nei mesi seguenti alla tragedia, riconoscendo di aver cercato di contribuire attivamente alla ricerca della verità, ma ammettendo anche che questa sua voglia di partecipazione lo ha portato, forse, a commettere degli errori, specialmente per quanto riguarda le dichiarazioni pubbliche che ha fatto. Si è reso conto di aver parlato troppo, senza quella prudenza e attenzione alle sfumature che spesso caratterizza i professionisti legali, affermando di vivere quei momenti con spontaneità dettata dall'emozione. La complessità della situazione si è acuita con la divulgazione dei risultati della superperizia effettuata dalla dottoressa Cristina Cattaneo, una delle quali ha sollevato dubbi sulla teoria iniziale di suicidio, portando a nuove ipotesi secondo cui Liliana sarebbe stata strangolata dopo la scomparsa. In merito ai nuovi sviluppi, Visintin ha espresso speranza affinché la procura possa considerare il quadro completo delle evidenze emerse e giungere a una comprensione chiara di cosa sia realmente accaduto. Ha sottolineato l'importanza di un confronto approfondito tra le differenti consulenze, lasciando agli inquirenti il compito di valutarle attentamente. Questi recenti sviluppi si sommano a un ulteriore carico emotivo per Visintin, già sotto pressione a causa della decisione del Tribunale di Trieste che lo ha rinviato a giudizio per diffamazione. La querela è stata presentata dai vicini di casa, Gabriella Micheli e Salvatore Nasti, in seguito a dichiarazioni fatte da Visintin nell'ottobre del 2023 durante alcune trasmissioni televisive. In tali occasioni, Visintin aveva ventilato il sospetto che i vicini si fossero introdotti nella sua abitazione, sottraendo forse delle chiavi e presupponendo che avessero informazioni sul caso della moglie. Nel suo intervento a Quarto Grado, Visintin ha ribadito la decisione di astenersi dalla partecipazione a ulteriori programmi televisivi, precisando che il suo principale interesse è quello di fare luce sulla morte di Liliana. Ha riconosciuto di non avere le competenze di comunicazione che gli avvocati posseggono, affidandosi quindi completamente ai suoi consulenti legali. Mentre affronta questo turbinio di emozioni e fatti legali, il suo pensiero principale rimane rivolto alla moglie scomparsa. Quando gli è stato chiesto quali sono i suoi passi futuri, Visintin ha dichiarato la sua speranza che, qualora esista un responsabile per il danno inflitto a Liliana, la verità possa emergere con chiarezza. Questa rimane privata. Così che le riposo, veste la così, più o meno che ora che ti fanno invece. Non so, è stato ancora avanti a aprire. E poi dopo sono rimasta in amicizia, che mi siete stati vicini, vedete, tutto stanno andando fuori. C'è un motivo. Se ti hanno mandato fuori adesso c'è un motivo, sapevo che ero. Mi dispiace, se caso,
E c'ho il messaggio, l'ho fatto vedere anche lui. Non so come fare a comprare la banalità a casa. Ho scritto sono Nanna, per cui ho calcolato mezz'ora prima che sono venuto via minimo, per cui 11. No, adesso no. Oggi è stato molto proprio lì. Però adesso non te lo dico, devo dire che si fa anche. Adesso sei sceso. Sei sceso, poi In teoria è tutto mai. Adesso non sei stato lì. È che è arrivato in crollarsi per me, quello che ho saputo di oggi. Sono stato a pezzo con la domenica su. Mi ha raccontato tante cose che non sapevo, come hai detto, e ha spuntato merda su di me in tutte le maniere. sì, non ti far beccare. No, mi da ridere, la giustizia stava fatta. No. Io dico fra tutti le tue autofelici. La notte susseguente al delitto di Pierina è molto agitata nel box di Via del Ciclamino, infatti si sentono dei rumori come di sistemazione, anche se Russo ha sempre detto che non può essere definita la posizione di provenienza dei rumori, è molto probabile che vengano dall'androne dove Pierina è stata uccisa. E poi c'è un altro elemento ancora più interessante. Sappiamo che durante la notte nessuna auto esce dal box di Via del Ciclamino, tuttavia all'interno degli stessi la telecamera riprende il suono di un motore accendersi. La telecamera ovviamente non è in grado al momento di darci ulteriori informazioni, però pulendo meglio il suono sarà sicuramente possibile capire alcuni dettagli, ad esempio se l'auto è stata accesa e spostata all'interno dei box, quindi poteva per esempio essere posteggiata nei pressi del punto dell'omicidio e durante la notte essere spostata in un'altra ala. Ricordiamo che quella zona garage è veramente estesa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.